Benvenuti amici della Milano Football Cup al Centro Pavesi FIPAV da Gabriele Dattoli per la settima giornata di questo splendido torneo. Oggi va in scena un match tra licei classici, come un derby, quello tra Manzoni e Tito Livio, le cui sedi distano poche centinaia di metri l'una dall'altra. In un girone di ferro entrambe si trovano a 3 punti, con i campioni in carica del Vittorini già matematicamente eliminati a causa delle 2 sconfitte proprio contro le 2 compagini di oggi. Un po' di confusione in mezzo al campo. Poi sradica il pallone Amoroso, bravissimo, lascia Masini, lancio del numero 8 in maglia blu che premia l'inserimento di Rossi. Rossi ancora in area di rigore, destro! In 2 tempi. Da fan, primo squillo del match, firmato Tito Livio. Passa in mezzo a 2 Mannino, alza la testa, cerca e trova Rivani, forse sbraccia un po' ma si gioca, resiste di fisico, si accentra ancora, pallone dentro, mano, calcio di rigore. Non ha dubbi il direttore di gara, rientra sul destro Rivani e col sinistro mette dentro, tocco di braccio evidente, se ne incarica proprio Rivani, che va col sinistro, Losa! Poi ancora Losa, strepitoso Mannino, infine sul fondo, che parata di Losa! Può ripartire il Tito Livio, servito Amoroso, ancora al lancio, palla che passa, può andare Bensi, messo giù, calcio di punizione, vediamo, giudicato fuori dall'area il contatto, Bensi messo giù da Pinucci, gran chiamata dell'arbitro. Parte Bensi col destro, alto, sopra la traversa, Riccardi ad impostare Amoroso, gran controllo ed esce bene, solito lancio a cercare l'inserimento di Masini, anticipato dall'ottima uscita di Daffan. Altro lancio lungo, stavolta di Petrillo a cercare Bensi che mette giù, poi Masini, ancora Bensi. Che palla di Bensi, a occhi pinti, che stoppa col sinistro, poi calcia col destro, alto! Si divora il gol del vantaggio occhi pinti su invenzione del suo 10. Secondo tempo al via, gestisce il primo pallone il Tito Livio, 0-0 il punteggio. Attenzione al destro di Rossi che da lì può anche calciare, infatti è così, palo! E poi Vinci Guerra in fallo laterale, che conclusione di Rossi! Rimessa a Manzoni in buona posizione, con le mani Santamato, mette giù e serve bene il compagno Carbone, Vecchi vuole il fondo, poi sinistro, esterno della rete. Partita bloccata sullo 0-0, serve una scossa al match, esce vincitore il Manzoni da una situazione confusa, Previtali, trova Mannino di prima, grande palla per Vecchi in area di rigore, Vecchi! Grande conclusione, grande risposta di Losa, occasionissima Manzoni. Altro lancio lungo del Tito Livio, stavolta arriva prima Vitali che serve una palla deliziosa in profondità, Vecchi, non calcia, poi cucchiaio di Giulio Vecchi, passa il Manzoni, tutti ad abbracciare Vecchi, ma che palla ha messo Vitali, perfetta, rivediamola in profondità dopo aver chiuso un lancio del Tito Livio, Vecchi punta all'area di rigore, non calcia, poi cucchiaio. Che freddezza e che lucidità di Giulio Vecchi, 1-0 Manzoni. Esce la grande ancora Previtali, punta e salta Riccardi, poi lascia Mannino, inseguito da 3 uomini, Mannino vince un rimpallo, sbuca velocissimo, poi rallenta, punta, va via, regge l'urto. Che partita di Mannino, e anche bella palla dalle parti di Sunni, che prima pensa al destro, poi ci ripensa e poi calcia, Murato. Manzoni in grande crescita, altra chance per gli uomini in maglia rossa. Lancio lungo di Vitali, direttamente tra le braccia di Losa. E finisce qui, il Manzoni vince 1-0 sul Tito Livio e vola primo.